Ciao, sono Giovanna Griffo e sto per mostrarti il software che mi ha permesso di dare una svolta alla mia attività di fotografa professionista. Il mio mondo fotografico è all'insegna dell'arte, con la fotografia fine art e soprattutto anche della formazione professionale per quello che riguarda lo sviluppo digitale fotografico. Sono davvero felice di far parte della famiglia Up Your Shoot, perché finalmente con un unico software posso gestire diversi aspetti importanti della mia attività professionale. Uno degli aspetti che ho trovato davvero utilissimi per quello che riguarda la mia attività professionale è quello di poter gestire in modo completamente automatico delle gallerie interattive online dalle quali il cliente finale può scegliere comodamente da casa sua le immagini da stampare e poter effettuare in maniera automatica anche la spedizione. Con Up Your Shoot posso finalmente automatizzare tanti dei processi produttivi e anche di vendita che mi permettono finalmente di liberare tanto del mio tempo e mi permette di gestire in maniera ottimale anche la stampa delle mie fotografie fine art. Ecco perché lo ritengo il software più completo per fotografi che ci sia al momento disponibile sul mercato. Indispensabile se vuoi ottimizzare i tempi di gestione delle tue attività e potenziare la vendita dei tuoi servizi. Se anche tu hai voglia come me di passare più tempo da dedicare alla tua fotografia e alla tua creatività e meno tempo a fare attività noiose davanti al computer, Up Your Shoot è il software che ti potrebbe davvero cambiare la vita. Ma soprattutto devi avere un assistente professionale come il gattonino. Eccoci qua, buon pomeriggio Giovanna. Ciao Andrea, ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, siamo qui in diretta come sempre e puntuali come gli svizzeri, che un po' i terroni, abbiamo un po' la nomina che siamo tranquilli, siamo rilassati. Non è vero. Sempre puntuali, sempre super puntuali. Oggi abbiamo un'importantissima ospite, presenteremo Giovanna Griffo. Stavamo proprio parlando poco fa con Giovanna, che lei è la fotografa quella che tutti dicono la conosco, cioè anche le persone che non si occupano di fotografia oltre per il suo bell'aspetto, che glielo dobbiamo, soprattutto perché ha lavorato molto bene nel marketing negli ultimi 10 anni. Lei è stata sempre un'innovativa, una persona molto dinamica, molto digitale. Ha un passato di ingegnere informatico, pentita, però diciamo che ti sono tornati utili un po' gli studi. E quindi prima che passo la parola a lei, perché oggi parlerà più lei che io, voglio spiegare il motivo con cui scegliamo i nostri brand ambassador. Come sapete abbiamo creato una bella squadra. Ci piacerebbe avere tantissime persone, perché veramente ogni fotografo ha una caratteristica particolare, però la scelta che facciamo solitamente è focalizzata su ogni singolo fotografo, perché la nostra categoria è veramente molto ampia. Si può parlare di cerimonia, come si può parlare di viaggi, si può parlare di sistemi automatici, si può parlare di essere per forza in studio, quindi tra i vari ambassador Giovanna è la figura quella che automatizza qualsiasi cosa, appunto perché ha 10 anni di esperienza, forse di più, nella formazione, quindi la formazione digitale, la formazione che viene venduta naturalmente tramite il web, e quindi ha creato un bel brand e ha saputo benissimo posizionarsi. E non vi nego che vede Up Your Shoot bellissimo, fantastico, già il giorno dopo, sì, però dobbiamo fare queste cose, dobbiamo sistemare, quindi... È il nerd che è dentro di me, Andrea, sì. Vi garantisco che sarà, non è stata scelta a caso, ma ce le cerchiamo, darà sicuramente un grandissimo contributo sulla parte della vendita online, perché è veramente un'esperta che da tanti anni fa quello come professione, tanto da
mettere da parte una laurea di ingegnere informatica. E Quindi 17 anni di carriera professionale. 17 anni di carriera, quindi Sì. intanto complimenti per il coraggio, perché capisco Sì. che più che abilità serve coraggio a fare un passo, a decidere di fare un passo di questo, non a farlo è più semplice, decidere penso sia molto più complesso. Soprattutto alla mia Quindi età, perché insomma sono un po' âgé, quindi non dire la tua età, che poi Sì. gente va a cercare che pensa che hai 70 anni. Non è così grande, non c'è bisogno che cercate online, non serve. Anche perché la trovate anche su Wikipedia. Sì, è vero, Proprio per lì la c'è la serie mia la data di trovate nascita, ovunque. quindi non posso barare. Esatto, quindi Sì. stai zitta che sei su Wikipedia. Quindi oggi Giovanna naturalmente, visto che dovevamo presentarla e visto che non ci piace costruire o organizzare le nostre dirette, ma ci piace andare più a braccio, ha avuto la bella idea di lasciare un contributo a tutta la community, perché comunque uno dei motivi per cui scegliamo i nostri brand ambassador è quello di poterli sfruttare, lasciami passare il termine, per dare qualcosa in più alla nostra community che vogliamo far crescere mentalmente, professionalmente, e quindi una professionista che oggi ci regala uno straordinario, diciamo, ovviamente abbiamo poco tempo, quindi dovete capire che in poco tempo si può dare quello, valutate bene, però parlerà di bianco e nero fine art, che è una sua specialità e che sappiamo che piace tantissimo ai nostri clienti, piace tantissimo a tanti fotografi. Io sono un innamorato del bianco e nero. Spesso si pensa che basta togliere la saturazione per avere un bianco e nero, in realtà Giovanna smentirà che non serve una leva, ma c'è dietro veramente tanto lavoro e comunque anni e anni di ricerca e di prove, di test e controtest. Quindi per oggi ve la farò breve e semplice, perché se guarda, qualcuno sono può fare dell'idea che domande, anche dacci il permesso, se qualcuno può fare domande, così te le controllo io. Okay, però magari lasciamo la sessione di domande alla fine. Va bene, Okay? benissimo, va bene. Così Prima di almeno partire salutiamo qualcuno al volo, tipo Piero Maraca, un altro ambassador, Alfredo, Giuseppe, Salvomiano, che sempre... Io non vedo i commenti in diretta, quindi mi fido Okay, te li passo io. e vi Quelli saluto. cattivi, se sono commenti cattivi, li filtro. Va bene. Ti passo la parola. Vai Giovanna. Okay, allora condivido lo schermo. Ho preparato per voi una piccola presentazione, così almeno abbiamo qualcosa da poter condividere insieme. Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio Andrea per avermi invitata a condividere questo momento formativo con voi. Come vi ha già detto, preferisco sfruttare queste occasioni di condivisione per poter... Si sente tutto, Andrea? Sì, benissimo. Ah, okay. No, perché t'ho sentito per un attimo, ho detto: "Magari c'è qualcosa che non va." Se solo tu che mi puoi dare un bene, feedback. non c'è rumore. Okay, perfetto. Quindi dicevo, voglio sempre approfittare di questi momenti di condivisione per poterne fare un'occasione utile e di arricchimento per tutti, perché credo che dal confronto da queste cose qui possano nascere veramente delle cose molto, molto proficue e che magari scopri quella chicca, quella cosa che ti svolta la vita anche con poco tempo. Ho cercato di condensare veramente in pochissimo tempo le cose che secondo me sono più importanti da dire per quanto riguarda il bianco e nero, e vi faccio una piccola presentazione, anche se Andrea mi ha già presentato, perché magari alcuni di voi non mi conoscono. Sono una fotografa professionista come voi e sono specializzata nel fine art e nella fotografia di viaggio, anche se devo dire che il mio core business è la formazione, quindi insegno. Questo è quello che mi piace di più fare nella vita. Ho alcuni clienti e collaborazioni con un po' di brand tramite la fotografia di macro stock.
questa è un'attività collaterale che faccio, ogni tanto partecipo anche a qualche concorso internazionale, ogni tanto bisogna mettersi alla prova anche con il resto del mondo. Queste sono alcune delle mie immagini finaliste premiate, anche se devo dire che ciò che veramente più amo, mi dà pura gioia nella vita è la formazione, quella in aula, ahimè, che non faccio ormai da 3 anni come molti, che insomma la Mannaggia. formazione in aula sta diventando un vecchio ricordo. E devo dire che sì, l'ultimo corso l'ho fatto nel 2019, poco prima del Covid, e non vedo l'ora di ritornarci in aula, ma per fortuna che c'è l'online e adesso tutta la mia Immagino vita. ci siamo, però siamo vicini, dai. Torniamo Sì, in siamo aula per uscire fuori perché dal online è tunnel. bellissimo, ma l'aula è Lo so, devo dire che a me un'altra. manca tantissimo perché io amo proprio le persone, cioè le devo vedere, le devo toccare, le devo sentire. L'online sì, per carità, è comodo, è conveniente, tutto quello che vuoi, ma Come alternativa va bene. non riesce a trasmettere il calore umano, Guarda, purtroppo. prima che continui saluta un amico, se no mi rimprovera che non ti ho passato il messaggio. Chi è? Lo vedi online? Guarda. No, perché ho lo schermo Non lo ve intero, quindi non vedo Ah, nulla. okay, c'è Michele Di Sarno che dice: "Ciao Ah, Gio, Michele, siccome so ciao! che è un tuo amico, ti passo il messaggio." Grazie, no, Vai. io e Michele siamo un sacco amici, anche perché abitiamo abbastanza vicino, il che è Sì. veramente una cosa bella. Questo è uno degli ultimi corsi fatti, mi mancano veramente tanto. E collaboro anche con il Nikon School, con cui spesso organizziamo eventi, speriamo di ritornare a farne di eventi dal vivo come questi, anche questi mi mancano. Per chi avesse qualche altra curiosità, c'è la mia pagina Wikipedia, come vi avevamo detto, c'è anche la mia data di nascita, che sono âgée, è vero, quindi come Volete vedete fare l'ho un fatta regalo per breve. il compleanno? Non lo so. Sì, a Ferragosto, Fai quindi una una wish cosa list. impossibile da dimenticare il Ferragosto. Ah, okay. Ma partiamo subito a bomba dopo i convenevoli di rito, e oggi con voi voglio parlare di bianco e nero fine art e voglio partire innanzitutto dal perché. Perché dovremmo fotografare in bianco e nero? Che cosa significa fotografare in bianco e nero rispetto ad una scelta a colori? Vi faccio vedere alcune delle mie immagini, nonostante io non sia conosciuta come ritrattista, non lo sono, infatti sono una paesaggista, però ogni tanto così mi diverto, a fare le fotografie agli amichetti, ai nipotini, insomma ai figlioletti, queste creature belle, no, che ci sono, per spiegarvi un pochino che cosa significa approcciarsi al colore e cosa significa invece approcciarsi al bianco e nero. Dobbiamo innanzitutto capire che il colore non è un aspetto banale della fotografia. Il colore è parte del messaggio della fotografia. Quindi se il colore è importante, come in questo caso, in cui il colore dei fiori mi trasmette le sensazioni della primavera, mi parla della primavera, togliere il colore da questa fotografia significherebbe eliminare una parte del messaggio. È Esatto. importante questa parte. Quindi devo sempre stare molto attento a che cosa voglio comunicare con le mie fotografie e a scegliere il linguaggio fotografico più adeguato, perché il colore e il bianco e nero sono 2 differenti linguaggi. Spesso il colore sempre, è associato anche alle emozioni, quindi una determinata tonalità può trasmettere emozioni positive o negative. I colori caldi tendenzialmente, come in questa immagine, ci trasmettono gioia di vivere, solarità, qualcosa di molto positivo. Colori freddi invece spesso ci portano ad avere sensazioni Tristi. diverse come solitudine, malinconia, rilassatezza. C'è una grandissima letteratura a riguardo sulla teoria del colore e non sto qui oggi a parlarvene, però è per farvi capire l'importanza quando siete davanti alla famosa decisione di dire: "Ma questa immagine la tengo a colori o la converto in bianco e nero?" Perché voglio farvela capire questa differenza. Non sempre una conversione in bianco e nero è adeguata allo scopo comunicativo che avete. Spesso, soprattutto nella fotografia di ritratto, ho scelto dei ritratti perché immagino che la platea di oggi sia fondamentalmente di cerimonialisti e quindi di persone che spesso fanno i ritratti, ecco perché ho Sì, messo un po' da parte il paesaggio. Spesso nel ritratto il colore ci permette di caratterizzare la persona anche attraverso gli indumenti e gli accessori che indossa. Vogliamo raccontare la personalità di questa persona attraverso anche i suoi vestiti, quindi in quel caso il colore è importante. Vedete in certo. questo caso qui c'è un colore forte, molto legato agli abiti e racconta questo colore.
Se invece vogliamo soffermarci su altri aspetti, come ad esempio lo sguardo, un'intenzione e quindi togliere importanza agli abiti, agli accessori, la scelta del bianco e nero potrebbe essere quella più adeguata. Vedete la differenza fra questo tipo di ritratto, che è molto simile a uno che vi ho fatto vedere prima dove c'era lo sfondo colorato. Qui l'attenzione dove viene focalizzata? Non certo sull'ambiente, non sullo sfondo, e neppure sugli accessori che potrebbero essere molto colorati o sui vestiti, ma l'attenzione viene Capito? catalizzata Sul unicamente sullo viso. sguardo, Chiaro. perché è lì che cade la luce ed è lì che va l'attenzione dell'osservatore, perché non ha nient'altro che possa disturbarlo e confonderlo. Spesso il colore è visto anche come un elemento di disturbo, quando non è funzionale al messaggio ovviamente. Ecco che quindi la scelta del bianco e nero, soprattutto nel ritratto, potrebbe essere una scelta funzionale quando vogliamo dare più importanza alle emozioni, a un gesto, a un'intenzione, ad uno sguardo, piuttosto che ad altri aspetti, come potrebbe essere l'ambiente dove si trova la persona oppure i vestiti che indossa. Vi faccio vedere altri esempi, ad esempio anche in questo caso il bianco e nero mi permette di focalizzarmi anche di più sui volumi, sulle forme e meno su tutto il resto. Io vengo catturata soltanto da questo gesto della mamma che guarda il suo bambino e non vengo distratta da null'altro, né dal colore del ciuccio o dall'abito che porta la mamma o dall'abito del bambino. Infa Eliminate tutte le distrazioni. Esatto, esatto. Anche in questo caso queste sono foto che ho fatto a mio nipote quando era molto piccolino. Mi Che piaceva fortunati. mi piaceva rappresentare questa come posso dire, questa differenza di proporzioni, no, tra la manona del papà, che devo dire che il papà è alto 2 metri, e la manina piccolina del bambino che aveva pochi mesi all'epoca, e la scelta di un bianco e nero morbido, vedete ho aggiunto anche della grana, mi permette di concentrarmi unicamente sul gesto e su nient'altro. Ricordate che il bianco e nero è un mondo fatto di luminosità. Non essendoci la tonalità e la saturazione, che sono le altre 2 componenti del colore, rimanendo soltanto la luminosità, ecco che quello è l'unico elemento sul quale mi soffermo. Ricordate un'altra cosa: ciò che è molto luminoso cattura l'attenzione, quindi con il bianco e nero può essere più semplice decidere qual è il soggetto della nostra fotografia, semplicemente illuminandolo, rendendolo più chiaro di tutto il resto. Invece con il colore è un po' più complicato gestire il colore, perché i colori vanno armonizzati fra di loro, ci deve essere coerenza fra i colori, altrimenti fanno a cazzotti fra di loro e le immagini non ci piacciono. Il bianco e nero è un linguaggio più semplice, dove la luce la fa da padrona e ci permette anche di enfatizzare di più i volumi e le forme, che diventano molto più importanti rispetto ad un'immagine a colori. Vi Che poi faccio nascono 1000 problemi quando c'è il colore, perché c'è l'incarnato, se è è bilanciata vero, bene e non è bilanciata bene, ed è spesso troppo succede gialla, che ed è troppo bianca. sì, Quindi che le persone decidano di fare conversioni in bianco e nero perché non sanno gestire il colore, eh sì, ahimè. Quindi eh magari sì, si ritrovano delle dominanti strane sulle fotografie oppure degli incarnati ingestibili, dico: "Vabbè va, metto tutto in bianco e nero così ho risolto il problema". chiaro, No, chiaro. non Sì, è la scelta giusta, perché il bianco e nero è un linguaggio e non tutte le fotografie hanno senso in bianco e nero, perché se il colore porta messaggio e lo elimini, stai togliendo comunicativa alla tua fotografia. Quindi attenzione, c'è sempre da chiaro. valutare se la fotografia funziona in bianco e nero oppure no. In questo caso, ad esempio, soprattutto in immagini che magari sono già un po' monocromatiche di loro, se un'immagine ha pochi colori dentro, com'era la fotografia questa fotografia in origine, magari può essere una buona scelta convertirla in bianco e nero, perché così posso soffermarmi solamente sulle linee, sulle forme, sui Chiaro. volumi e sullo sguardo, sull'espressione, che diventa davvero l'unico soggetto dell'immagine e non vengo distratta dai colori che possono esserci intorno, oppure addirittura dal colore stesso dei capelli o degli occhi, che passano in secondo piano. Diciamo che il bianco e nero permette di tirare maggiormente fuori l'essenza di una persona, secondo me. Sì, sì. Perché è tutto ridotto all'essenziale. Questo è sempre il mio nipotino, ormai è No. cresciuto, c'ha quasi 13 anni, qua era ancora piccolino. Usi lui E perché così non ti serve la liberatoria? ah sì,
Sì, era ormai è cresciuto Tutti il mio sfruttiamo la modello famiglia. Io con i miei preferito. amici gli ho fatto un sacco di spot pubblicitari. Sì. E quindi anche in questo caso io ero incantata da questi occhioni così innocenti, aveva 6 mesi mi pare quando gli ho scattato questa fotografia e non volevo essere distratta dal colore della maglietta che era di un verde molto acceso e quindi, se invece io voglio raccontare i vestiti di quella persona, perché magari, ne determinano la personalità, allora in quel caso la scelta del colore è la scelta O più l giusta. o permettimi, non so se è Certo. corretto, il periodo. Se magari era Natale, un maglioncino verde poteva far ricordare che quello scatto era di dicembre magari, no, o un maglioncino Certo, rosso, certo, certo. Spesso un colore è in grado di farci capire immediatamente il contesto, se siamo in un contesto festivo, natalizio, oppure un'altra tipologia di contesto. Toglierlo significa veramente, tirare via quell'immagine da qualsiasi contesto. Infatti non è un caso che si dica che le immagini in bianco e nero siano immagini senza tempo. È un po' più difficile collocarle in alcuni contesti anche storici. Perché togliere il colore fa perdere tante informazioni, chiaro. no, e il che potrebbe essere una cosa buona o una cosa cattiva, dipende da Hai il quello da focus qual è lo chiaro, scopo che vogliamo, hai il focus su altro. comunicare. Vi volevo far notare anche in questo caso l'utilizzo che ho fatto anche di alcune texture, vedete c'è questa texture sopra che dà un pochino un effetto tela, se vogliamo magari trasformare le nostre fotografie in qualcosa che non sia una banale documentazione, ma che magari rappresenti una forma un pelino un po' più artistica e creativa di fare fotografia. E io spero che ognuno di voi abbia questo come intento, che se facciamo i fotografi non è che lo facciamo per fare i periti catastali e quindi documentare in maniera super realistica quello che abbiamo intorno, ma spero che il nostro scopo sia quello di interpretare la realtà e di farla vedere agli altri in un modo come loro non potrebbero mai vederla, con quello che io chiamo l'occhio fotografico, no, vi capita mai di vedere delle cose che gli altri non vedono e le fotografate, poi le mostrate: "Ma come hai fatto a vedere quella cosa?" Ma io vedo altro. Chiaro. E quindi penso che, non bisogna mai perdere Questo è di lo shock vista questo è lo questa shock cosa del meravigliosa della fotografia che può essere anche arte. Quindi chiaro. non dimentichiamocelo. Bene. Allora, detto questo, entriamo un pochino più nel lato tecnico e cerchiamo di capire perché fare le conversioni in bianco e nero non è proprio così semplice, perché spesso qualcuno potrebbe dire: "Vabbè, che ci vuole? Abbasso la saturazione e ho Non è fatto una il sola bianco e nero". leva. Appunto, basta un Mettiamola così. pulsierino e ho fatto il bianco e nero. È vero in linea teorica, perché effettivamente l'immagine diventa in toni di grigio, peccato che il risultato è quasi sempre deludente. Qui vi ho messo 2 immagini a confronto, è la stessa fotografia, questa è fatta banalmente desaturando l'immagine e questa lavorandoci un pochino. Come vedete il risultato è completamente Completamente differente diverso. e volevo farvi capire quali sono le problematiche tecniche intrinseche alla conversione in bianco e nero, in modo tale da potervi offrire una guida per non fare più questi errori. Vado a scomodare un attimo la teoria del colore, è una cosa veramente piccolina, quindi non vi tedierò con questa cosa, però se comprendete questo aspetto, vi assicuro che avete capito tutto delle conversioni in bianco e nero. Colori complementari. Sono No, c'è un no? altro problema delle conversioni in bianco e nero. Okay. Allora, quando vediamo, la ruota cromatica, che è quella che vi ho rappresentato, io riesco a distinguere 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno 6 colori diversi, 6 tinte diverse, giusto? Cosa succede se io tolgo la saturazione a questi colori? Quanti differenti toni di grigio riuscite a distinguere? Io ne vedo massimo 3, 3 e mezzo. Quindi che cosa significa? Che da 6 differenti tonalità sono passata a poco più di 3 differenti toni di grigio. Che cosa significa questa cosa? Significa che mentre nel mondo reale riesco magari a distinguere 2 elementi fra di loro grazie alla differente tonalità, nel momento in cui io tolgo la saturazione, possono esserci dei colori che diventano lo stesso tono di grigio, perché hanno magari la stessa luminosità, perché nel bianco e nero l'unica cosa che differenzia un tono di grigio dall'altro è il livello di luminosità, non avendo più la saturazione. Questo significa quindi che nelle conversioni in bianco e nero
c'è una perdita tonale e questo significa che le immagini risultano più piatte, perché non riesco a distinguere le varie componenti fra di loro. Se tutto diventa lo stesso tono di grigio, come distinguo magari un soggetto dallo sfondo? Non ci riesco e quindi Super. abbiamo quei bianco e neri che appaiono così banalmente piatti, perché ci sono poche sfumature di grigio. Quindi la difficoltà vera di fare una buona conversione in bianco e nero è riuscire ad avere il maggior numero di differenti sfumature di grigio, perché se banalmente tolgo la saturazione, ahimè, non è detto che riesca ad ottenere il maggior numero di differenti sfumature di grigio, ma posso ritrovarmi come in questo caso con un'immagine molto colorata che trasformata in toni di grigio diventa piatta. Vi faccio vedere altri esempi. Ad esempio, in questa fotografia di tulipani io riesco a distinguere molto bene il tulipano dallo sfondo perché è rosso, vabbè, c'è anche questo bordino giallo, e distingo molto bene il rosso dal verde, giusto? Ma se io la converto in bianco e nero, avete fatto caso che il rosso è diventato lo stesso tono di grigio dell'erba? Sono identici. Quindi se non fosse stato che aveva il bordino giallo, che in questo caso appare bianco, praticamente non sarei riuscita a distinguere il tulipano in mezzo all'erba. Immaginate un campo di papaveri che sono tutti rossi. Io li distingo in mezzo all'erba perché vedo benissimo lo stacco rosso con verde, che oltretutto sono anche 2 colori complementari, quindi hanno il massimo del contrasto cromatico. Ma se li converto in bianco e nero, il rosso e il verde, ovviamente se sono illuminati allo stesso modo, diventano lo stesso identico tono di grigio e i papaveri spariscono. Ecco perché la conversione in bianco e nero non è banale. Vi faccio vedere un altro esempio. Io qui riesco a distinguere 4 differenti bottiglie che contengono un liquido colorato. Ho scattato questa immagine in un bar in Turchia che mi avevano colpito queste bottiglie colorate. Se la trasformo in bianco e nero, che fine hanno fatto le bottiglie colorate? Vedo soltanto 2 diversi liquidi, mentre prima ne vedevo 4 e ora ne vedo 2. Capite quindi qual è la vera problematica della conversione in bianco e nero? Che devo riuscire, grazie alla modulazione di differenti livelli di luminosità, ad avere la maggiore variazione di toni di grigio. Se riesco in questo intento, la mia conversione in bianco e nero risulterà più accattivante, perché sarà più tridimensionale e riuscirò a distinguere molto meglio gli elementi che compongono la mia scena, altrimenti molti elementi potrebbero fondersi fra di loro perché mentre nel mondo colorato riuscivo a distinguerli perché avevano una differente tonalità, nel mondo bianco e nero non li distingo più perché hanno lo stesso tono di grigio. Quindi questa è la problematica da risolvere e vediamo come risolverla. Quindi come si fa a risolvere questo problema? Un campo di papaveri, lasciamolo a colori. Sì, a parte questo che effettivamente sarebbe un delitto. Evitiamo perché Sarebbe un delitto. Ma un delitto. la buona notizia è che ci sono tantissimi metodi di fare le conversioni in Sì, bianco e sì, nero, sì. ce ne sono veramente tanti e io da bravo ingegnere li ho anche catalogati, quindi mi sono messa a fare un'analisi in maniera molto nerd di tutti i metodi di bianco e nero che almeno io personalmente conosco, magari ce ne saranno anche altri, però volevo farvi vedere altri esempi per farvi capire quanto è importante fare la conversione in bianco e nero giusta. Qui ad esempio questa è una mia immagine della cascata di Skogafoss in Islanda. Come vedete l'immagine non presenta molti colori, c'è giusto un pelino di azzurro nel cielo, ma per il resto è abbastanza monocromatica. Quando io ho visto questa scena, io me la sono già immaginata in bianco e nero e l'idea che avevo nella mia testa era quella di rappresentare una cascata di luce. Quindi come faccio a dare l'idea che questa cascata, invece che essere di acqua, sia di luce? Di sicuro una conversione in bianco e nero banale come questa, non è che mi restituisce tanto questa idea che avevo in mente. Ecco quindi che la mia conversione finale è un bianco e nero molto contrastato, come vedete, dove addirittura ci sono delle zone completamente nere. Buie, meraviglioso. Ma questa scelta estrema, quindi di chiudere completamente le ombre, di far leggere soltanto alcune porzioni dell'immagine, mi permette di arrivare alla mia idea che avevo in testa di rappresentare questo paesaggio come se fosse una cascata, non di acqua, ma di luce. Molti dicono: "Ah, ma non si vedono i dettagli nelle ombre". Ma
quella è un'interpretazione accademica, no, l'esposimetro della nostra fotocamera che compito ha? Quello di rendere, leggibili le ombre e le luci portando tutto al grigio Avere più 18%. informazioni reali, sì. Okay, però non è detto che mostrando tutto in una fotografia riusciamo a veicolare l'idea che abbiamo in testa. In questo Chiaro. caso io ho tolto la visibilità di alcune porzioni della mia fotografia, anche per introdurre una sorta di mistero. Ricordate che a volte svelare meno rende la fotografia un po' più intrigante, perché ciò che non vedo la mia mente se lo immagina. Quindi riesco a stuzzicare un pochino di più la curiosità dell'osservatore. Invece quando mostro troppo, sto svelando troppo, l'immagine risulta più banale perché non c'è più spazio per l'immaginazione. Ecco perché in questo caso un bianco e nero un po' estremo di questo tipo poteva essere funzionale allo scopo. Vi Chiaro, faccio voglio vedere una fare una dimmi. piccola pausa sul fatto che tu hai immaginato quella Sì, foto sì, e, è fondamentale secondo me avere una visione, sì, però esatto. la visione ce l'hai quando il tuo cervello conosce gli strumenti, perché altrimenti la Perché altrimenti da qui non a puoi qui non è generarla. proprio banale, no? Esatto. Io mi sono reso Sì, conto, quando ho sì. imparato a guidare il drone tanti anni fa, mi sono reso conto che quando creavo uno storyboard di un progetto, la mia mente stava generando informazioni completamente nuove, cose È che prima vero, non le generava. Quindi la formazione, ti faccio un assist sulla formazione perché formarsi significa quello, avere è la vero. possibilità di pensare diverso, di Sì, avere gli di andare un strumenti pochino per oltre. fare la post produzione in testa prima dello scatto, che è Esatto. fondamentale, non Questo trovare le diciamo che è parole più l'obiettivo finale che ogni sì, fotografo dovrebbe raggiungere, però mi rendo conto esatto. che ci vuole un po' Però di tempo, ci vuole cultura fotografica, altrimenti, sì, sì, è veramente difficile generare idee e il nostro lavoro è fatto di idee quotidiane, siamo esatto, spremuti di idee. A volte gente mi dice: "Come la facciamo 'sta cosa?" Come se io avessi l'idea in tasca, no, penso che esatto. tutti ci siamo trovati, perché noi siamo gli artisti, quindi noi siamo quelli che l'idea ce l'hanno in tasca. Quindi avere più strumenti dentro la mente ci aiuterà sicuramente a elaborare molte più informazioni utili, più belle, più uniche. È vero, e anche più personali. Poi guarda, Personali. volevo dire una piccola cosa, nel mondo dove viviamo oggi, dove siamo bombardati di immagini, basta aprire qualsiasi feed Instagram o Facebook che vediamo una quantità impressionante Pazzesca, di immagini, ma meravigliose, quindi c'è di tutto, no, quindi non è che gira cattiva fotografia, a mio parere gira moltissima buona fotografia. assolutamente. Però qual è la fotografia sulla quale ti soffermi quel mezzo secondo di più? Quella che scatena qualcosa nella tua testa che stuzzica l'immaginazione, la fotografia creativa, perché la creatività colpisce sempre l'osservatore. La realtà non è così interessante, noi siamo abituati a vedere la realtà. Quindi Chiaro. se io mostro a qualcuno un qualcosa che si distacca un po' dalla realtà, come esempio questa immagine, no, no, io nella realtà magari neanche la vedevo così, perché questa è una lunga esposizione, ovviamente non mi Esatto. ricordo quanti minuti di esposizione sono nella realtà, non la vedrò mai la cascata così, no, la vedo ben diversa. Quindi già in fase di scatto ho attuato un meccanismo che stravolge la realtà, la lunga esposizione, L'hai che poi si è pitturata. completato con la post produzione, con una scelta molto precisa di che cosa voglio rendere soggetto nella mia fotografia. Benissimo. Vi voglio far vedere un altro esempio di come una fotografia in apparenza banale può diventare invece una cosa interessante grazie alla famosa idea che hai in testa. Allora, questa fotografia io l'ho scattata a New York un po' di anni fa a mezzogiorno, l'orario in cui tutti ti dicono: "No, non si va a scattare fotografie a mezzogiorno perché c'è una luce Poco dura, sole. brutta". Poi vedete che il cielo è completamente terso, quindi c'è proprio la luce dura e lo vediamo anche dalle ombre che come vedete sono molto corte, no? Quindi il sole era molto alto. Ci sono un sacco di elementi di disturbo in questa fotografia. Quanti ce ne sono? Innanzitutto il colore. Il colore giallo dei tassì cattura molto l'attenzione. C'è questa persona con la maglietta rossa, ci sono i semafori, c'è questa parte verde di questo edificio, c'è un sacco di roba. Tutte queste cose qui sono disturbi, a mio parere, perché l'idea che avevo in testa
era ben altro. Se io questa immagine la converto in maniera banale, semplicemente trascinando il cursorino desatura, come vedete la situazione migliora, ma non più di tanto. È un po' migliorata perché come vedete convertendola in bianco e nero le macchine perdono di importanza, perché non vengo più colpita dal giallo, il passante quasi non lo vedo più perché, la maglietta non è più rossa, è diventata un grigio che si confonde con tutto il resto, quindi vedete che il bianco e nero è funzionale ad eliminare il tasso di disturbo degli elementi che compongono la fotografia, è molto più ordinata, è più pulita, ma il passo successivo è l'idea. Questa è l'idea finale che avevo in testa, di trasformare questa situazione in qualcosa di molto grafico, quindi con delle luci estremamente dure, un cielo quasi lavagna, come vedete il cielo è completamente nero e l'edificio che sembra quasi disegnato con la biro, no, quindi ha un aspetto molto grafico, lo chiamo l'effetto un po' Sin City per Sin chi ha City, visto il lo stavo film. dicendo. Super Esatto. Sin City. E come vedete io adesso guardando questa fotografia l'attenzione viene catapultata assolutamente sul palazzo e vedete che ho utilizzato anche questa vignettatura molto forte perché volevo togliere importanza agli elementi laterali che sono molto disturbanti perché sono confusionari. C'erano tutti questi fili, il traliccio qui dei lavori, quindi c'era un sacco di robaccia che insomma non era molto funzionale. Come vedete così è andato tutto nel dimenticatoio, nessuno ci fa più caso a tutti questi elementi e si concentra sul soggetto principale che è il flat iron, che era insomma lo scopo di voler rappresentare questa piazza in una maniera un po' fuori dal convenzionale. Quindi vedete la differenza che passa tra una banale cartolina, chiamiamola così, questa è una banale cartolina, e una visione che invece può essere un po' più artistica, un po' più creativa. Come vedete il passaggio a volte può essere semplicemente nella post-produzione. In questo caso non ho scomodato neanche la lunga esposizione come per la cascata, quindi diciamo Esatto. che tutta la visione si concentrava in una post-produzione un po' più particolare, in questo Sì. caso utilizzando il linguaggio del bianco e nero. Ritorno al discorso di poco fa, una foto che molti di noi fotografi, il primo io magari avrei anche scartato. Ah certo, Invece dici vedi questa foto qui piena di sì, casino, tralicci, normale, dico vabbè sì, da ho fatto una cestino, foto in è pure viaggio. storta oltretutto. Esatto, quindi Vabbè, magari le linee se cadenti c'erano per forza perché non avevo un obiettivo basculante, però insomma anche le okay, linee cadenti si possono raddrizzare, infatti come vedete in post produzione il palazzo è stato raddrizzato. certo, Mh. certo. Però anche qui c'era una visione. Mi piaceva fare un piccolo portfolio di architetture con questa visione un po' dark, un po' stile SimCity e a quel punto andare a scattare a mezzogiorno invece era funzionale perché volevo proprio la luce Le dura. ombre dure, chiaro, Esatto, quindi era proprio una scelta stilistica. chiaro. Altra situazione, qui siamo a Tokyo, questo è uno degli incroci più pazzeschi che si trova a Ginza, che è il quartiere Ci più sono ricco stato. di ci sei stato? Sì, sì. A In Tokyo? realtà ho fatto un errore, Eh. perché ero in un incrocio prima e c'erano un sacco di macchine e dico: "Oh, guarda quante macchine", mi fermo, metto la camera, volevo fare naturalmente time lapse, volevo Eh. fare luci lunghe, poi con la mia ragazza mettiamo zainetto, continuiamo e abbiamo fatto in realtà non era quello, era 5 volte più grande, è quello più trafficato del Sì. mondo. No, guarda, io incroci così grandi non ne ho mai visti in nessuna città. Infatti, come vedete, c'è un tripudio di strisce pedonali Sì, che non sì, se ne sì. vede la fine. Era scattato il semaforo del rosso per i pedoni. Vedo questo signore un po' strano, vedete, tutto storto, c'ha una scoliosi pazzesca. Io mi sono posizionata dietro di lui, ho alzato la fotocamera in alto, perché io sono bassa, io non arrivo manco a 1,60 m, sono poco più di un puff e mezzo, e quindi ho alzato la fotocamera perché volevo che la persona si stagliasse lungo le strisce pedonali, non volevo fare intersecare la testa con i palazzi, no, quindi mi serviva per forza una ripresa dall'alto. Ma siccome sono bassina, ho dovuto alzare completamente le braccia e sperare che me la mandasse bene, perché non vedevo assolutamente quello che stavo inquadrando. Ho fatto 2, 3 scatti e alla fine è uscito questo che insomma era abbastanza preciso, che vedete che la persona sta nel mezzo, ma se ci fate caso questa foto ha un sacco di elementi di disturbo. Quali sono? Sono tutti i colori delle insegne dei negozi. Sono molto colorate, molto dettagliate. C'è tanta roba che sinceramente non è funzionale. Io non voglio raccontare con la mia fotografia
quali sono i brand che popolano questo incrocio a Ginza. Io volevo raccontare qualcos'altro. E questa è la conversione bianco e nero che ho fatto, come vedete anche qui molto contrastata, dove cerco di dare risalto al ritmo creato dalle strisce pedonali che diventano quasi dei tasti di un pianoforte, Bellissima. no? C'è questa alternanza netta, molto contrastata di bianco e di nero, e grazie a una sapiente mascheratura, come vedete, togliendo il colore, tutti i brand, tutte le insegne perdono di importanza. Qua Vi ho dicono tra i fatto vedere commenti questi esempi perché voglio che capiate a che cosa serve convertire in bianco e nero. Serve per semplificare. Ovviamente quando l'intento è questo, quindi voglio un'immagine estremamente grafica che è molto diversa da questa, come intendo proprio come messaggio, come quello che mi trasmette. Questa mi trasmette un senso di inquietudine maggiore di quest'uomo che sta davanti a questo incrocio e non sa se passare oppure no, mentre guardando questa vengo distratta da molto altro. Okay? sì. Ci tengo Qualcuno ti sempre a spiegare scrive il perché delle scelte che uno fa, perché penso che sia più importante il perché del come. Una volta che uno ha chiaro il perché, poi ovviamente affronta anche il come, quindi come faccio a realizzare l'idea che ho in testa, però prima è importante comprendere perché si fanno alcune scelte. Questa è un'altra immagine che ho realizzato a New York, questa è la fermata della metropolitana che si trova appena sotto all'ex sito delle Torri Gemelle, non mi ricordo il nome di questa fermata che ha realizzato Calatrava, molto riconoscibile da questa architettura pazzesca. Questa è una somma di tante lunghe esposizioni che mi hanno permesso di avere questo effetto fantasma. Poi c'è stato questo ragazzo che si è fermato più tempo degli altri e mi è piaciuta questa cosa perché ha creato un punto dove grazie. focalizzare l'attenzione. E come vedete questa immagine è già in bianco e nero fondamentalmente, perché quali sono gli unici colori che vedo in questa fotografia? Il blu di queste porte, il rosso delle uscite di emergenza e i colori della bandiera americana. Ma come vedete sono molto disturbanti perché sono dei colori molto saturi. L'occhio umano è immediatamente attratto da ciò che è molto colorato e molto saturo, quindi l'attenzione mi va a finire qui. Ma io non voglio che l'osservatore guardi le etichette lì delle uscite di emergenza, non è quello il messaggio che voglio dare alla mia fotografia. Ecco perché in questo caso il bianco e nero mi viene in aiuto, magari non un bianco e nero fatto semplicemente desaturando, ma un bianco e nero un po' particolare dove vedete grazie all'uso di una vignettatura tolgo importanza agli elementi laterali per dare più importanza al soggetto centrale e quindi fare in modo di non essere più disturbata da quelli che prima erano elementi distraenti. La bandiera americana si riconosce anche in bianco e nero, quindi non avevo bisogno che fosse colorata per capire dove sono, perché è importante anche a volte contestualizzare lo scatto, no? Per me è importante che si riconosca che siamo a New York. Okay? Bellissimo. Bene, Scatto questa l'avete fantastico. vista prima e adesso vediamo la parte squisitamente tecnica. Come avevo accennato prima ad Andrea, io sono un ex ingegnere informatico molto pentito, però nonostante il forte pentimento e le Ave Maria fatte sui ceci, purtroppo esce sempre questa parte che è in me. Sapete che l'ingegnere ha sempre bisogno di andare a capire come funzionano le cose nei loro meccanismi più intrinseci. I E quindi numeri, ho voluto dimmi Andrea? i numeri, voglio I nu leggere i numeri, sì, dice e quindi ho dice voluto fare un'analisi piuttosto dettagliata di alcuni metodi di conversione in bianco e nero, che sono quelli che vedete elencati qui. Non è sicuramente una trattazione esaustiva, ma sono quelli che io conosco e che finora ho esplorato e ho voluto analizzarli su differenti aspetti. Questo per dirvi che non esiste la migliore tecnica di conversione in bianco e nero in assoluto e diciamo che questa cosa vale un pochino per tutto ciò che riguarda la fotografia, ma anche la vita. Non c'è la migliore macchina fotografica in assoluto, non c'è il miglior docente in assoluto, non c'è nulla di assoluto, è sempre tutto relativo. Ed è importante riuscire a capire le cose analizzandole da diversi punti di vista, in modo tale da comprendere qual è la cosa che fa meglio il suo scopo per ciò che è il nostro obiettivo. Deve essere sempre tutto parametrizzato su di noi, perché una cosa che va bene per uno non è detto che vada bene per me. Okay? Quindi ho certo. voluto analizzare queste differenti tecniche di bianco e nero su 4 aspetti. Il primo è la velocità. Che cosa intendo con velocità? Quanto tempo impiego davanti al computer per realizzare questa tecnica di conversione? Ci devo stare tanto tempo davanti al computer oppure è una tecnica veloce? Che magari con mezzo clic riesco a fare il lavoro?
anche questo è importante, però come vedete la velocità non è un parametro assoluto e neppure questo vuol dire che è sempre bene o sempre male. Ci saranno alcuni casi dove magari per me è importante spendere del tempo per realizzare quel lavoro, perché ricordate che spendere più tempo a fare qualcosa significa spesso avere una qualità superiore, quindi un controllo maggiore, un livello di dettaglio maggiore, no, un risultato finale sicuramente più accurato rispetto a una cosa che faccio velocemente. Però questo dipende sempre dalla finalità della foto. Se devo realizzare una stampa fine art di grandi dimensioni, magari è il caso che impiego una tecnica poco veloce che però mi dà una qualità finale superiore. Se invece ho bisogno di essere rapido, devo fare magari delle stampe piccoline, magari stampare un album fotografico dove al massimo dentro c'è un 10-15, preferisco la velocità invece della qualità. Quindi come vedete è tutto relativo. Quindi come vedete ci sono alcune tecniche più veloci di altre. Un altro aspetto importante è il livello di controllo. Che cosa intendo? Quanti parametri ho a disposizione per modificare questa tecnica? Perché ci sono alcune tecniche dove pigio un pulsantino e quindi questo significa livello di controllo basso, è quasi un automatismo, e altre tecniche dove invece ho un livello di controllo molto accurato, quindi ho tanti parametri che posso andare a variare. Quindi un maggiore livello di controllo solitamente, come vedete, è quasi sempre associato a una bassa velocità, perché se ho tante cose da gestire, sicuramente ci vorrà più tempo per applicare questa tecnica. L'altra cosa importantissima è la qualità finale del risultato che posso ottenere. C'è un aspetto molto importante delle conversioni in bianco e nero. Alcune tecniche mi danno un risultato che non è un granché. Che cosa intendo per risultato che non è un granché? Intendo dire che spesso possono uscire fuori degli artefatti. Parlo di artefatti JPEG, rumore, aloni, cose strane che quindi proprio degli errori tecnici. E alcune tecniche, come vedete, sono soggette a questo tipo di artefatti, altre invece mi permettono di avere risultati qualitativi decisamente superiori. Altro aspetto da considerare è quello che vi ho detto prima, la gamma tonale. Quante differenti sfumature di grigio riesco a ottenere con questa tecnica? Come vedete, alcune tecniche permettono di avere una gradazione di livelli di grigio superiori ad altre. In definitiva, non c'è la tecnica migliore in assoluto, anche se ce n'è una, come vedete, anzi un paio, che mi permettono di avere dei risultati veramente notevoli. Ed è quella di cui vi voglio parlare oggi, perché la mia tecnica preferita, infatti come vedete è quella che ha preso un po' più di più, che è il metodo calcoli. Non so se qualcuno di voi lo conosce, se non lo conoscete questa è una buona occasione per scoprire una tecnica di conversione bianco e nero davvero sofisticata e la mia preferita perché mi dà un estremo livello di controllo e quella che vi permette di avere la migliore qualità in assoluto, quindi nessun artefatto, 0 rumore, 0 aloni, niente cose brutte, che quindi vi permette di fare stampe fine art anche di certe dimensioni, perché diciamolo che più grandi fate le stampe e più accurata deve essere la vostra post produzione, perché qualsiasi difetto in una stampa grande si vedrà. Se invece fate delle stampe piccoline vi potete permettere anche qualche tecnica un po' più veloce, anche se vi dà qualche problema in una stampa piccola non si vede. Andrea, ci sono delle domande? Magari se c'è qualche domanda prima di passare alla parte squisitamente penso che tecnica non hanno fatto... rispondiamo. Abbiamo detto domande dopo, quindi facciamo che chi ha delle domande iniziate a farle, qualcuno già c'è, però chi ha delle domande... no, magari mi faceva piacere rispondere a delle domande su quello di cui abbiamo parlato ora, prima di entrare nella parte post-produzione pura. Vediamo, scusa che sono andato un po' avanti con le domande. Infatti... Allora, domande specifiche mi sa che non ce ne sono, appunto perché dicevamo di farle dopo, quindi chi ha delle domande fatele volentieri, siamo qui per rispondere. Ok, va bene. Allora, vediamo questa foto qui, va? Questa scattata a Tokyo. Ci sono personaggi un po' strani tra le vie di Tokyo. Allora, spendo un attimo mezza parola sulla parte di sviluppo, anche se ovviamente lo scopo di questo incontro non è parlare dello sviluppo del RAW, ma vorrei darvi proprio 2 dritte in croce se vi state approcciando a sviluppare un file in virtù di farne un bianco e nero.
C'è un'unica cosa a cui dovete stare molto attenti: cercare di tenere le vostre immagini con il contrasto più basso possibile. Quindi cercate di sviluppare questi file in maniera piatta. Perché? Perché un contrasto basso vi permette di preservare tutte le piccole sfumature, perché siccome abbiamo visto che il passaggio al bianco e nero ci fa perdere variazioni tonali, è indispensabile che il file di partenza abbia il maggior numero di differenze tonali possibili, e questo lo riusciamo ad avere soltanto con un file poco contrastato, perché se abbiamo un file molto contrastato tutto si riduce a bianco e nero e le sfumature intermedie non ci sono, e lì poi succedono i disastri. Tanto il contrasto è un po' come il sale nella pasta, si fa sempre in tempo ad aggiungerlo, ma se ne mettiamo troppo all'inizio poi è un problema toglierlo. Ok? Quindi farò uno sviluppo al volo abbastanza morbido. Allora, magari il bilanciamento del bianco lo facciamo qui, che c'ha il vestitino che è un tono neutro. Come vedete abbasso il contrasto, vedete che abbassando il contrasto escono fuori un sacco di piccole sfumature, invece se lo alzo vedete che molte zone diventano illeggibili. Ecco perché un contrasto alto in partenza non va mai bene, cercate sempre di tenervi abbastanza bassi nello sviluppo dei vostri RAW. Controllerò il punto di bianco e il punto di nero. Ecco. Magari metto un peletto di chiarezza per recuperare, insomma, un pelino di visibilità, e andiamo ad aumentare anche la vividezza, perché ricordate che quando abbassate il contrasto i colori perdono saturazione, quindi la dobbiamo andare a recuperare, ma almeno ci teniamo tutta l'aumentata leggibilità che abbiamo recuperato grazie al contrasto basso. A questo punto siamo pronti e dobbiamo andare in Photoshop. Diciamo che la brutta notizia è che il metodo calcoli ovviamente è disponibile soltanto in Photoshop, quindi dobbiamo spenderci un pochino di tempo, ma vi prometto che questa tecnica è veramente la tecnica di conversione bianco e nero più figa in assoluto, che vi permette di avere la migliore qualità, zero artefatti, zero rumore e un livello di controllo veramente pazzesco. Come funziona questa tecnica? È una tecnica che si basa sull'utilizzo dei canali. Ovviamente io do un pochino per scontato che sappiate cosa sono i canali, ma cerco di spiegarvelo in maniera veramente super semplice. Se andate in questo tab, canali, abbiamo a disposizione i 3 differenti canali RGB di cui è composta l'immagine. Come si legge un canale? Se andiamo nel canale del rosso, vedremo evidenziati in bianco tutti i toni che contengono rosso, mentre saranno grigi scuri tutti i toni che non contengono rosso, quindi il suo opposto, che è il ciano. Se andiamo a vedere il canale del verde, vedremo in chiaro, in toni chiari, tutto ciò che contiene verde, mentre vedremo scuro tutto ciò che non lo contiene. Vi sto dicendo questo per aiutarvi a capire in che modo utilizzare il metodo calcoli, perché un pochino devo comprendere come funzionano i canali. Canale del blu, anche questo mi fa vedere in bianco tutto ciò che contiene del blu. Ovviamente nella realtà i toni sono spesso mescolati fra di loro, quindi non è che esistono delle porzioni che contengono solo rosso, solo verde o solo blu, ma almeno per darvi l'idea di come interpretare questi canali. Come vedete, già utilizzando i canali stessi ho delle conversioni in bianco e nero già pronte. Volendo, andando anche semplicemente a guardare uno di questi 3 canali, potrei decidere quale di queste 3 conversioni prendermi, perché sono già fatte, come vedete. No? Sono 3 bianco e neri diversi già pronti per l'uso. La cosa figa del metodo calcoli è che mi permette di andare oltre questa cosa e quindi mi permette di mescolare fra di loro i 3 differenti canali RGB utilizzando diversi metodi di fusione, in modo tale da ottenere delle gradazioni di grigio diverse rispetto a quelle che mi propongono i singoli canali. Perché dico, ok, ma se io volessi qualcosa di più, se nessuna di queste 3 conversioni secondo me è soddisfacente, come faccio per andare oltre? Innanzitutto dovete fare prima un piccolo ragionamento. In questa fotografia chi è il soggetto? Vi dovete sempre chiedere qual è il soggetto della vostra immagine. Vedete che questa fotografia contiene un sacco di roba, è molto dettagliata. Se il soggetto è questa espressione un po' buffa della ragazza che era la commessa del negozio, tutta l'attenzione deve andare su di lei, quindi la devo togliere al contesto, magari voglio che il contesto sia leggibile, però voglio che sia un po' meno presente, nonostante io abbia sfocato, come vedete il contesto è molto rumoroso, c'è un sacco di roba. Quindi se voglio dare più importanza a lei, lei deve essere più chiara rispetto a tutto il resto.
Quindi il mio obiettivo è fare una conversione in bianco e nero dove lei abbia un contrasto maggiore rispetto all'ambiente dove si trova. Il metodo calcoli mi permette di fare questa magia, quindi di riuscire a dividere diverse zone in modo tale che abbiano differenti toni di grigio. Vi ricordate il discorso che vi ho fatto all'inizio? Devo riuscire ad avere un bianco e nero che abbia il maggior numero di sfumature di grigio. Quindi qui, come vedete, mancano dei toni un po' chiari, mancano dei neri scuri, ci sono dei grigi medi in questa foto, è abbastanza insoddisfacente per me qualsiasi di queste 3 conversioni. Allora, come facciamo? Ritorniamo sui nostri livelli, andiamo sul menu Immagine, Calcoli. Qui dentro troverete questa bellissima finestrella che vi permette di fare la magia di cui vi ho detto prima. Praticamente la finestrella calcoli che cosa fa? Vi permette di fondere fra di loro differenti canali utilizzando differenti metodi di fusione. Ad esempio, se io volessi cercare di dare risalto alla ragazza, vi do subito una dritta. Il canale del verde è quello che vi permette di restituire il migliore incarnato. Ci avete fatto caso che quando lavorate con il rosso le facce diventano sempre molto chiare e gli occhi molto scuri e vi dà quell'effetto pesce cane, no? Che io trovo bruttissimo. Questo pesce Perché? cane è bellissimo. Eh sì, sembra pesce cane, oh, con quegli occhietti neri. Sì, Perché cattivo. succede questo? Perché la pelle contiene molto rosso, no? E quindi contenendo molto rosso, se io utilizzo i canali del rosso, la pelle diventa bianca. Se invece al contrario utilizzo i canali del blu, vedete che la pelle diventa più scura, perché la pelle non contiene blu. Okay? Quindi se io voglio avere un incarnato che non abbia l'effetto pesce cane, ma neanche sembri abbronzato, come in questo caso, la scelta migliore è andare sui canali del verde mescolati fra di loro. Vedete che adesso già lei ha un aspetto più bello, più dettagliato, più tridimensionale, e poi andare a scegliere un metodo di fusione. Qui si aprirebbe un mondo perché come vedete i metodi di fusione sono tantissimi, però vedete che in base al metodo di fusione che scegliete l'effetto è diverso. In generale prendete questa regola: se volete un bianco e nero abbastanza morbido, utilizzate luce soffusa. Sovrapponi, vedete, ve lo fa più contrastato. Luce intensa, luce vivida e luce lineare ve li fanno iper contrastati, mentre nelle altre modalità potete avere dei bianco e neri molto morbidi, come questo, oppure molto luminosi. Se invece volete avere un bianco e nero molto scuro, molto cupo, drammatico, andate sul moltiplica, vedete che scurisce tutto. Quindi facendo varie combinazioni di differenti canali con differenti metodi di fusione posso avere 1 miliardo di combinazioni diverse di bianco e nero. Allora, in questo caso mi sto focalizzando su di lei. Voglio trovare la migliore accoppiata che mi permetta di restituire al meglio la ragazza. Quindi andrò a scegliere il verde, che come vi ho detto è quello che dà il migliore risultato sull'incarnato, e lo prendo con luce soffusa perché non voglio un contrasto strong, voglio comunque un bianco e nero luminoso ma morbido. Diciamo che questa conversione per la ragazza mi piace. Do ok. Se vado nei canali, troverò quella conversione che ho appena fatto come canale alfa, vedete che sta qua giù? Io questo canale alfa lo posso prendere facendo CTRL A o Command A per gli utenti Mac, lo posso selezionare, copiare, faccio Command C e andarlo ad incollare nei miei livelli facendo CTRL V. Vedete che mi sono ritrovata il mio canale alfa che ho copiato e incollato come livello nella mia pila di livelli. Quindi eccola qui pronta la mia conversione in bianco e nero. Vedete che già semplicemente con il metodo calcoli, fatto nella maniera banale che vi ho fatto vedere io, Rapida. ho una conversione in bianco e nero diversa rispetto a quella che potevo avere utilizzando solo il canale del rosso, solo il canale del verde o solo il canale del blu. Ho fatto una combinazione mia particolare. Ma facciamo un passettino superiore, quindi aumentiamo un pochino il livello di difficoltà. Diciamo che questa conversione mi piace per la ragazza, ma vorrei fare una conversione diversa per lo sfondo. Perché abbiamo detto che voglio togliere un po' di importanza allo sfondo. Vedete che qui lo sfondo ci sono molti oggetti che sbrilluccicano, sono molto luminosi e vanno un po' in competizione con lo sguardo della ragazza. Io devo decidere qual è il soggetto della mia fotografia. Quindi io avrei bisogno di una conversione in bianco e nero dove lo sfondo appare più scuro. Quindi che cosa faccio? Spengo questo livello, ritorno su quello che contiene i colori e ne faccio un'altra. Quindi vado su immagine, calcoli, stavolta cerco la combinazione migliore per lo sfondo, quindi non guardo più la ragazza, ok? Allora, magari se andiamo sul canale del blu, vedete che
andando su moltiplica, vedete che lo sfondo diventa molto scuro? Si è scurita pure la ragazza, ma adesso vedremo come fonderlo insieme alla conversione che abbiamo fatto prima. Diciamo che questa conversione per lo sfondo mi va bene, clicco OK. Torno nei canali dove troverò il secondo canale alfa della seconda conversione. Faccio lo stesso giochetto di prima, CTRL A, CTRL C, ritorno su RGB e CTRL V. E questa è la seconda conversione, però per lo sfondo. A questo punto, io adesso solo trascino sopra, okay? Il mio obiettivo è fondere questo livello insieme a quello che c'è sotto. Per fonderli, per fare in modo che esca fuori la ragazza che si trova nel livello sottostante, ho bisogno di fare una maschera di livello. Ovviamente questo non è un corso sulle maschere, quindi non starò a spiegarvi come funzionano le maschere, ma almeno vi faccio vedere come funziona e almeno sapete come fare una conversione con il metodo calcoli. Quindi creerò una maschera su questo livello in modo da bucare, è come se fisicamente stessi facendo un buco su questo livello per far emergere la ragazza che si trova nel livello sottostante. È quello che si faceva con la pellicola poi. Esatto, è una mascheratura a tutti gli effetti. Quindi per fare questo buco semplicemente prendo un pennellino, lo prenderò nero perché devo bucare la maschera. Ricordatevi che una maschera bianca rivela il livello sul quale si trova, una maschera nera invece lo oscura e fa emergere quello che c'è sotto. Quindi se io prendo un pennellino nero, magari me lo prendo molto morbido e mettiamo un flusso medio così e comincio a bucare, vedete esce fuori la ragazza che c'è nel livello sottostante. Magari quando arrivo sui bordi utilizzo un flusso un po' più basso in modo tale da fare una fusione più omogenea. Questo modo qui, e come vedete ho messo insieme due differenti conversioni. Ho messo insieme la conversione che ho fatto per la ragazza e l'ho fusa con quella per lo sfondo. Allora, questo tipo di conversione non avrei mai potuto ottenerla facendo dessatura e neppure andando a sfruttare uno dei 3 canali, come vedete. Questo è l'unico modo per avere un controllo davvero sofisticato sul vostro bianco e nero. Spero che vi abbia dato l'input, uno stimolo, un qualcosa per cercare di andare oltre e che il bianco e nero non è una banalità, ma presuppone che voi abbiate un'idea, uno scopo da raggiungere, perché la mia idea era avere questo. Io voglio dare importanza alla ragazza e togliere importanza allo sfondo. Magari se voglio far emergere qualcosa nello sfondo, perché mi sembra un po' troppo cupo, posso andare a bucarlo un po' anche in alcuni punti, no? In questo modo buco solo alcune parti, ma faccio in modo che non sia presente in maniera aggressiva come era nella foto sotto, no? Vedete che qui è molto più forte. Quindi vedete che questa tecnica, grazie ad una banale mascheratura, vi dà un controllo assoluto. Ma soprattutto è una tecnica che non genera artefatti. Adesso vi voglio far capire che cosa dico quando le altre tecniche possono generare artefatti. Se ad esempio utilizzo le conversioni bianco e nero che ho a disposizione su Camera Raw, qui vado in bianco e nero e vado qui, vi faccio vedere che ad esempio se qui comincio a scurire, allora vi ingrandisco un po' per farvi vedere subito un artefatto che è uscito fuori. Li vedete questi artefatti, queste linee strane? Oppure si notano, guardate un po', questi sono artefatti, sono cose brutte. Quand'è che capitano queste cose brutte? Quando con i cursori arrivate a fondo scala, vedete che il cursore dei verdi è arrivato in fondo? Quindi è vero che questo strumento è molto semplice, molto facile da utilizzare perché ci sono dei banali cursorini, ma dovete stare molto attenti perché se andate a fondo scala possono uscire fuori degli artefatti e una degradazione dell'immagine che sicuramente non è piacevole da vedere. Questo tipo di problemi con il metodo calcoli non esce fuori mai. Quindi ricordatevi, se volete essere veloci, almeno state attenti a non andare a fondo scala, altrimenti escono fuori delle cose brutte. Domande? Se qualcuno ha delle domande, siamo qua. Tanti scrivono grazie Giovanna, veramente spettacolare, grande, quindi... se ci avete ancora fame ve ne faccio vedere un'altra. Allora, io posso farti una domanda o un consiglio, perché essendo che comunque il nostro pubblico è fatto per la maggior parte di professionisti, quindi persone che vendono la loro immagine,
una domanda è, negli album di matrimonio, Giovanna Griffo cosa consiglia per il bianco e nero? Di dedicare la pagina intera o poter dividere nella stessa pagina una a colori, una in bianco e nero? Cosa È farebbe un'ottima Giovanna Griffo? domanda. Chi l'ha fatta lo voglio ringraziare, lo voglio anche baciare perché ha L'ho fatto una fatta io. domanda fighissima. Ah, è la tua domanda, Andrea? Sì, Okay, sì, è la mentre tua. aspettiamo gli altri. Allora ti bacio subito. Va bene, me Perché la hai fatto prendo. una domanda davvero intelligente. Grazie. È una domanda che mi viene posta 1 miliardo di volte ed è veramente super, super interessante e ti ringrazio per averla fatta. Allora, questa è la mia risposta, è il mio parere, ovviamente il mio, quindi non posseggo la verità in tasca o la verità assoluta, ma ti dico la mia. Allora, quando si tratta di album o anche di un banale portfolio che pubblico sul mio sito web, una galleria online, essendo l'album di matrimonio un racconto, deve avere una forte coerenza stilistica. Per coerenza stilistica cosa intendo? Che le foto abbiano tutte lo stesso trattamento cromatico. Quindi se sto facendo un album a colori e magari utilizzo anche dei viraggi, devono essere tutti uguali. Se ho una predominanza di foto chiare, non farò un album di matrimonio con foto chiare, foto scure, foto colorate, foto in bianco e nero. No, non funziona. Ci vuole il massimo dell'omogeneità possibile. Quindi se decidi, anzi addirittura alcune persone, io ho dei miei colleghi che non fanno matrimoni a colori, li fanno solo in bianco e nero. Okay. Proprio per avere il massimo della coerenza, perché gli disturba dover mettere fuori un album che contenga foto a colori e foto in bianco e nero. È una Sì, scelta un po' estrema, è però un po' per non estremo. arrivare a questi estremi di dire ai clienti: "Faccio solo foto a colori o foto in bianco e nero", e magari voglio farle entrambe, il suggerimento che ti do è di non mischiarle mai fra di loro, quindi fare proprio 2 sezioni separate. Quindi magari la prima metà dell'album è a colori e la seconda metà dell'album è in bianco e nero, perché mischiarle fra di loro ha veramente un effetto disturbante. Poi soprattutto per il bianco e nero. Questo bianco e nero come lo faccio? Come vedete ci sono tantissimi modi di fare le Chiaro. conversioni in bianco e nero. Faccio dei bianco e nero luminosi, soffusi, con dei toni morbidi, oppure scelgo dei bianco e nero drammatici, scuri, con dei toni molto forti. Ecco, se faccio una scelta deve essere quella, non posso mescolare fra di loro bianco e nero drammatici e bianco e neri morbidi e luminosi, non va bene. Quindi ci vuole molta coerenza stilistica. Anche nel colore vale la stessa cosa. Se faccio tutte immagini con toni caldi, non è bello se poi le mescolo con immagini dai toni freddi. È un altro stile, quindi ci vuole tanta, tanta coerenza. Se vogliamo arrivare a portare al limite questa cosa, non è neanche bello mettere insieme foto verticali con foto orizzontali. Dovrebbero avere tutte lo stesso formato, o tutte verticali, o tutte orizzontali, o tutte quadrate, quindi i formati dovrebbero essere per la maggior parte omogenei, perché più sono omogenei e più il flusso di lettura è senza frizione, no, è scorrevole vederle perché fanno tutte parte dello stesso racconto. Invece quando vedo stili diversi mi sembrano storie diverse. Sì, poi il concetto è il discorso che facevamo poco fa sulla distrazione. Quindi, Esatto. come si dice, less is more. Sempre. Se togliamo ci concentriamo sul racconto, che poi alla fine è lì dove c'è Esatto. l'emozione, è lì dove c'è la possibilità di concentrarsi sulle foto, appunto, più Bisogna avere una distrazioni forte togliamo. coerenza. A Esatto. volte è difficile essere coerenti perché significa fare a meno di altre cose, però secondo me questa scelta premia, perché le Sì, immagini diventano molto più potenti, il racconto diventa più potente, l'album di matrimonio diventa molto più bello se ha tutto lo stesso stile, molto sì, più sì. bello. C'è Sì, una un domanda po' di come quando entri in Francesco. una galleria, vedi la mostra di un autore e vedi tutte foto diverse, con colori diversi, alcune in bianco e nero, alcune a colori, diventa una cacofonia, non c'è armonia Sì, sì, e quindi sì, è indispensabile fare una scelta e a volte non è semplice perché scegliere significa ovviamente togliere qualcosa. esatto. Sì. Francesco Carboni, che poco fa mentre parlavi mi ha detto: "Stai zitto", mi ha scritto: "Quanto parli?" Dice adesso fa una domanda più seria, che Okay. dice: "Dopo aver fatto il lavoro, salviamo come sRGB, giusto? Ah! Qua ci sarebbe un mondo, però voglio Apriamo Facciamo rispondere a un'altra questa ora." domanda.
Voglio rispondere a questa domanda, grazie per averla fatta perché è una domanda importantissima, perché vuol dire che almeno qualcuno si è posto il problema dello spazio colore. Allora, cerchiamo di risolvere questa questione dello spazio colore nel modo più banale in assoluto. Allora, questa questione ovviamente si pone quando dobbiamo andare a sviluppare il nostro file RAW, perché immagino che voi tutti scattiate in RAW, ditemi sì, e che non c'è ancora qualcuno che scatta in JPEG i matrimoni, perché è abbastanza pericoloso se li scattate ancora in JPEG. Se ci avete fatto caso, quando andate a sviluppare i vostri file RAW, c'è questo menu piccolino che sta qua sotto, dove vi chiede qual è lo spazio colore nel quale volete andare a lavorare. Io preferisco Camera Raw rispetto a Lightroom, perché Lightroom questa cosetta non ve la fa vedere, ce l'ha nascosta in un menu che dovete andare a cercare, e Lightroom è un po' maledetto, mette di default Profoto come spazio colore, il che non è sempre la scelta migliore. Ma scegliere lo spazio colore è un'operazione un po' più complessa, e adesso cercherò di farvela semplice. Quindi quale spazio colore vado ad utilizzare? Ce ne sono 3 fondamentalmente che potete usare, sono sRGB, Adobe 98 e Profoto. Gli altri 2 lasciateli perdere, sono spazi colori obsoleti che sono rimasti lì, ovviamente per motivi di compatibilità. Allora, facciamo un altro piccolino passo indietro, perché io non voglio dare per scontate che la platea sappia che cos'è uno spazio colore. Lo sanno tutti? Non lo so, boh. Io spesso quando ho a che fare con i fotografi professionisti, spesso non lo sanno, e quindi vorrei un attimo spiegarlo, perché altrimenti poi il discorso non si comprende bene. Allora, devo andare a cercare un attimo, datemi il tempo che trovo la presentazione, così ve la faccio vedere, che mi serve una slide. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Leggo una domanda facile, veloce. Sì. Ottima considerazione, ma poco apprezzata dai clienti. Che cosa? Il concetto del bianco e nero, di utilizzare una parte in bianco e nero, una parte no, tutto l'album o non tutto l'album. Però guarda che magari lo apprezzano a livello inconscio, a volte però facciamo valutazioni sui nostri clienti senza fare dei test o delle prove o senza nemmeno chiedere, quindi a volte ci facciamo fregare da quella che è la nostra idea, che probabilmente è differente dalle risposte che abbiamo con i nostri clienti. Quindi io un sacco di però volte... il cliente, se sceglie te, vuol dire che sceglie anche il tuo modo di vedere le cose, si fida di te e delle tue scelte, si deve fidare. E secondo me dalla fiducia estrema che ha il cliente quando sceglie un fotografo, che in molti si lasciano consigliare, o comunque se diamo una buona giustificazione, se diciamo l'album te lo faccio in bianco e nero, aspetta, come lo fai in bianco e nero? Però se diamo una giustificazione a tutto, potrebbe essere Guarda, bello. Andrea, te la faccio semplice. Un prodotto extra, Giovanna, no? È una questione di autorevolezza. Se tu vai da un medico, hai un problema, vai dal dottore, no? E lui ti dice: fai questa cura per risolvere il tuo problema, tu non ti metti a discutere, me l'ha detto il medico. Io non ho l'autorevolezza per dire se il medico mi ha consigliato la cura giusta oppure no, mi devo fidare. E con il fotografo è la stessa cosa. Se il cliente viene da te, si deve fidare di te. Vuol dire che tu gli stai consigliando la cosa migliore per lui e lui non la deve mettere in discussione, non ha l'autorevolezza per mettere in discussione quello che gli proponi. Se lui non ti vede così autorevole, c'è un problema. Chiaro, se vai dal medico, il medico dice: guarda, prova a prendere queste pillole, dovresti risolvere. Non funziona. Esatto. Non funziona, il cliente va educato. E per fare questo c'è il marketing. Poi il marketing serve a quello, a educare i clienti. Chiaro, sì. Il concetto è che, secondo me, se decidiamo di creare una scelta stilistica differente da quella che abbiamo avuto oggi, non possiamo pensare di mantenere gli stessi clienti. Quindi no, semplicemente infatti, cambia il target, ovviamente. Sicuramente, però se io voglio diventare un fotografo bianco e nero, devo sapere che i miei clienti che ad oggi hanno scelto un determinato tipo di foto devono essere messi da parte, comunque non ritorneranno, ma posso farmi altri nuovi clienti che apprezzeranno tantissimo il bianco e nero. Quindi assolutamente, non è una pensiamo che questione di target. I clienti cambiano, i clienti si scelgono, se siamo abili, i clienti possiamo costruire il target che vogliamo. Il problema è che a volte apriamo lo studio
e prendiamo tutto quello che entra dentro, quindi quello Non va potrebbe essere un bene. problema Non va perché bene, poi anzi vi dirò di più, che se voi diventate molto specialisti, magari siete i fotografi che fanno solo i matrimoni in bianco e nero, voi verrete visti come lo specialista del bianco e esatto, nero. E quindi chi apprezza quello stile verrà sicuramente da voi, perché se tu hai un problema al cuore, non vai dal medico generico, vai dal cardiologo, vai dallo specialista e ti fidi solo di lui. E così in questo modo la tua clientela sarà molto più selezionata e ti vedrà come la persona più autorevole di quella nicchia. Non puoi fare il tuttologo che dici sono il più bravo nel colore, il più bravo nel bianco e nero, il più bravo nello still life, il più bravo non nel matrimonio, funziona. non puoi fare tutto. Devi scegliere qual è la tua specializzazione, perché quello è l'unico modo per avere Enzo dice autorevolezza. Enzo dice: "Il fotografo tuttofare non ha No, lunga vita." no, assolutamente, Corretto. assolutamente, è così. Quindi vedrete che la scelta di essere molto specifici poi ripaga, perché voi salite nella graduatoria delle autorità, no, perché verrete visti Esatto. come lo specialista e nessuno metterà in discussione quello che dite perché siete lo specialista. Qua dice Alessio Todde, che è una bravissima persona che ci fa sempre complimenti, dice: "L'altro giorno una cliente ha avuto solo colore e 0 bianco e nero." Ah, Va bene pure, certo, assolutamente, è una scelta ben assolutamente. precisa, certo, Sì, sì. certo. Forse è quella che ha più più logica alla fine, no, perché Allora, dice, diciamo una cosa su o lo questo. metto o tutto o niente. Lo so, però la persona che è il nostro cliente, no, chi vi chiede di fare il matrimonio, ovviamente non ha cultura fotografica. No, non ce l'ha. Quindi solitamente una persona che non ha cultura fotografica, che cosa apprezza maggiormente? Uno stile fotografico documentativo. Quindi fotografie tutte nitide, non apprezzerà le foto sfocate, non apprezzerà le foto in silhouette, non apprezzerà le foto che hanno dei colori un po' stravaganti, non apprezzerà tutto ciò che è un po' più artistico, okay, anche il bianco e nero fa parte della categoria artistica, perché il bianco e nero non rappresenta il mondo come lo vediamo nella realtà, il colore sì. Quindi è questo il momento in cui dovete cominciare ad educare il cliente, a fargli capire che quel tipo di fotografia è un tipo di fotografia più creativa, più artistica ed è ovvio che non può essere apprezzata indistintamente da chiunque. Però per fortuna i clienti li possiamo scegliere. Quindi se io vengo identificato come un fotografo creativo, sicuramente non attirerò clienti che mi chiedono la foto in posa, la foto scattata a F22, ma magari un cliente che mi apprezza perché so che io farò lo sfocato, che farò le silhouette e che farò un trattamento del colore particolare, oppure che mi sbizzarrisco col bianco e nero. È il cliente che mi deve scegliere per quello che faccio e non il contrario. Assolutamente. Okay. Altra Sì. domanda è Daniele Veglianti. Ciao Daniele, dice: "La maggior parte delle volte produco foto bianco e nero utilizzando solo Ah, Lightroom dosando i valori dei colori nel bianco e nero. è quello Non che ho fatto proprio vedere sembra prima. con Sì. preset con mio stile. Cosa ne Okay. pensi? È una soluzione valida?" Allora, è una soluzione valida se vuoi lavorare in maniera molto veloce e snella, perché come hai visto, vabbè, è molto semplice in Camera Raw barra Lightroom, sappiate che il pannello di sviluppo di Lightroom e Camera Raw sono identici, quindi è un modo molto, molto veloce per fare le conversioni in bianco e nero. Se il risultato è soddisfacente, quindi se non vedete che escono fuori artefatti, cose strane e riuscite a raggiungere il vostro obiettivo, la risposta è: "Okay, sì, va bene, è un'ottima strada", perché è la strada più veloce che ti permette di automatizzare la gestione di grandi quantitativi di immagini. Certamente non posso usare il metodo calcoli per fare un intero album di matrimonio perché come vedete devo lavorare foto per foto, però magari se il cliente vi chiede di fare una stampa, magari un pannello di grandi dimensioni che si vuole appendere in casa, ecco, magari per quel lavoro un po' particolare che quindi riuscite a farvi pagare un po' di più, potete utilizzare delle tecniche un po' più sofisticate come quella che vi ho fatto vedere oggi, perché vi garantisce dei risultati estremamente superiori a quello che puoi utilizzare a ottenere con Lightroom. Okay, quindi dipende sempre dallo scopo finale. Esatto. Eh. Vito dice che l'esempio del medico non ci sta. Dal medico vanno per una cura, da noi vengono per un sogno. Ovvio che ognuno offre un proprio stile e il cliente ti sceglierà proprio per il tuo stile, almeno si spera. Se ti scegli per il tuo stile dipende da quanto sei bravo col tuo marketing. Esatto. Il Sì. concetto penso che se, naturalmente siamo medico generico, verranno un target molto ampio di Mh. persone tutte differenti, okay, Esatto, quindi sarà quindi quello che difficile s accontentarle tutte.
Esatto, o comunque sappiamo benissimo che quando siamo generici i budget sono sempre più ridotti perché si ha a che fare con tanta concorrenza e quindi con persone che cercano il prezzo, non la qualità, quindi Quelli sono i clienti peggiori. Esatto. È Quindi assolutamente meglio avere meno clienti, invece ma che pagano di più, perché lavorate meno, lavorate più sereni, lavorate con delle persone che vi piacciono di più e alla fine guadagnate la stessa cifra, però almeno si chiaro. alza la qualità della vita, no? Vi ricordo che Giovanna, 17 anni di ingegnere informatico, decide di cambiare vita, quindi Sì. è un po' la stessa cosa. Sì. È uguale. Dire lascio stare il mio lavoro, o meglio, ho servito fino adesso questi clienti, da oggi cambio regime, diventa in questo modo, un modo completamente differente. Eh sì, ho Devo fare cambiato una piccola completamente la mia parentesi. vita. Esatto, noi avendo tanta anche io ho uno studio fotografico, come tutti sanno, io dal prossimo anno mi sto occupando solo della regia, quindi io insieme agli sposi non sarò più il fotografo, non sarò più il video operatore o l'operatore del matrimonio, ma abbiamo voluto dare un elemento in più facendo la regia. Io ero convinto che se i miei clienti dicevo che io non andavo al matrimonio, io li perdevo tutti. E come hai Invece risolto questa obiezione? io in realtà non l'ho risolta, l'ho strutturata semplicemente bene, perché io i clienti non li ho mollati, anzi io li sto coccolando molto di più, perché prima li incontravo, andavamo a fare il matrimonio e montavamo. Adesso il mio ruolo è quello di creare una regia, costruire, pensare per loro, quindi dedicare le mie idee a un progetto e gli ho spiegato alle coppie che dal prossimo anno in poi io sono il direttore artistico, X operatore è il responsabile dell'evento, l'altro operatore si occupa di un'altra cosa e abbiamo costruito un team perché abbiamo chiamato lo studio Riflessi Studios, non il nome di una persona, quindi magari per chi ha lo studio basato sulla propria persona è un po' più complesso, però noi abbiamo sempre voluto fare uno studio di produzioni fotografiche e videografiche Certo, che non fosse un costruito da personal un team, brand. perché realmente il prodotto che consegno è il lavoro di 10 persone. Se Certo. mettiamo post-produzione, fotografica, impaginato, chi fa l'album, chi fa il video, quindi abbiamo fatto capire ai nostri clienti che non ero io a fare il servizio, ma era un team a fare il servizio. Quindi Esatto. non c'è giusto o sbagliato, ognuno ha un'idea, una strategia Hai e fatto di bene il tuo marketing. conseguenza sì, e la risposta che ho avuto è stata pazzesca perché mi sono ricreduto, perché la gente ha detto di sì ugualmente, nonostante io non andrò al giorno dell'evento, ma io sarò un elemento molto importante perché insieme a loro continuerò a gestire un aspetto molto importante che prima non c'era, il togliere mettendo valore. Esatto. Okay? Quindi siamo noi a decidere quali sono i nostri clienti, saranno i nostri clienti a sceglierci perché siamo in quel modo. Esatto, e non ci chiederanno di essere diversi, altrimenti non sarebbero venuti da noi. Sempre Vito dice: "Pensare che mio figlio si è iscritto a laurearsi in ingegneria informatica". Ma per carità, no, è un'ottima laurea, No, vedo io tra le migliori, cioè, c'ho campato quasi 20 anni facendo quel la lavoro lì, scelta più però giusta. Su no, quello c'ho vivi lavorato quasi tranquilla. 20 anni. Sì, Però a un siamo certo sempre punto più vici sapete, non è che uno nella vita deve fare sempre lo stesso tipo di lavoro. Ho pensato che visto che ci avevo dedicato metà della mia esistenza, l'altra metà la volevo dedicare all'altra parte di me che è estremamente creativa, anche perché la fotografia è sempre stata parte della mia vita da quando avevo 6 anni, che stavo con mio papà in camera oscura, quindi c'è sempre stata la fotografia, però all'inizio non ho pensato che poteva diventare un lavoro, sempre rimasta una passione, poi a un certo punto ho detto: "No basta, non ce la faccio più". Avevo proprio voglia di sfogare questa parte di me e quindi ho fatto il grande passo e sinceramente non tornerei mai indietro, perché effettivamente Mi la fa qualità della piacere. mia vita è aumentata in maniera esponenziale. Concedimi di rispondere alla domanda che non mi ricordo chi ha fatto sulla scelta dello spazio a colore, così la chiudiamo, Sì, altrimenti ci perdonami. sorbiamo questa L'abbiamo slide saltato. per un'altra mezz'ora e poi Okay. magari rispondiamo a qualche altra domanda, okay? Va bene. Allora, questa strana unghia multicolore che vedete qui rappresenta lo spazio del tristimolo. Un È attimo che metto lo l'insieme schermo. Vai.
che rappresenta l'insieme di sfumature di colore che l'occhio umano è in grado di percepire. Quindi noi esseri umani riusciamo a vedere soltanto questa piccola porzione dello spettro elettromagnetico, che come sapete è composto anche da altre frequenze come raggi gamma, raggi X e chi ne ha più ne metta. Ma noi come esseri umani vediamo soltanto questo pezzettino. La cattiva notizia è che la macchina fotografica vede un po' meno rispetto a quello che è in grado di vedere l'occhio umano. Quanto meno e soprattutto in che modo vede i colori? Siccome parliamo di fotografia digitale, sapete che in fotografia digitale il colore viene codificato con quei 3 canali che abbiamo visto prima, i 3 famosi canali RGB, che sta per red, green and blue, quindi rosso, verde e blu. Ognuno di questi 3 canali è rappresentato da un numerino. Quindi se io vi dicessi rosso 125, verde 80, blu 28, che colore è? Voi mi dovreste chiedere: in base a quale spazio colore stai interpretando questi 3 numeretti? Perché se io prendo i 3 numerini in assoluto, non vogliono dire niente. Li devo comunque inserire all'interno di un sistema di coordinate, una sorta di dizionario che mi permette di interpretare nella maniera corretta quei 3 numerini. Quanti sono i dizionari che ho a disposizione per interpretare questi numeri? 3, fondamentalmente, per quanto riguarda i file RAW. Il dizionario più grande in assoluto, quindi lo spazio colore più grande in assoluto, è lo spazio Profoto, che vedete rappresentato da questo triangolone bianco, che come vedete non rappresenta tutte le sfumature di colore che l'occhio umano è in grado di vedere, ne vede un po' meno, soprattutto manca una fetta di verdi e una fetta di blu e magenta. Addirittura ci sono anche dei vertici che vanno fuori, come vedete, che rappresentano dei colori immaginari che quindi lui codifica, ma noi non siamo in grado di vedere. Questo è lo spazio colore più grande in assoluto, che è disponibile soltanto se scattiamo in RAW. Se invece scattate in JPEG, avete fatto caso che nel menu della vostra fotocamera potete impostare lo spazio colore e vi dà la possibilità di scegliere soltanto fra Adobe RGB ed sRGB? Perché? Perché lo spazio colore impostato nella fotocamera ha senso soltanto se scattate in JPEG. Deve essere codificato nel JPEG. Se invece scattate in RAW, lo spazio colore non c'è. Come non c'è il bilanciamento del bianco, non c'è niente, è proprio grezzo. Quindi tutte queste scelte le dovete fare al momento della post-produzione. E scattando in RAW, siccome il RAW contiene una quantità di dati il doppio rispetto a un JPEG è sinceramente superiore, posso permettermi di sfruttare uno spazio colore ben più ampio degli altri 2, che è il Profoto. Quindi andando a scendere poi cosa abbiamo? Adobe RGB 98 che è questo giallo, che come vedete è un sottoinsieme di Profoto. Scendendo ancora c'è l'sRGB, che è questo porpora, e scendendo ancora, se volessimo fare una trattazione un po' più esaustiva, c'è lo spazio colore della quadricromia, che è quello che viene utilizzato nella stampa offset, che è ancora più piccolino. E se qualcuno di voi ha avuto la malaugurata disavventura di stampare in tipografia, si sarà accorto che è un bagno di sangue fare le conversioni in quadricromia. Se qualcuno ha mai provato questa brutta esperienza. Perché? Perché come vedete è uno spazio colore talmente piccolo e che se parto da un'immagine che contiene tanti colori, non tutti i colori sono codificabili in uno spazio colore così piccolo. Adesso viene la famosa domanda: quale spazio colore scelgo visto che ne ho a disposizione 3? Magari la domanda la risposta più banale è: scelgo Profoto perché è più grande. Giusto? Sì, verrebbe Peccato da dire che quello. peccato che come diceva, non so chi di voi si ricordava lo spettacolo che faceva Guzzanti, c'era il personaggio Quello, no, che diceva: "Fatevi una domanda, la risposta è dentro di voi, ma sappiate che è sbagliata." Quindi diceva questa cosa. Esatto. Quindi anche se può sembrare intuitivo scegliere Profoto, che è quello che vi dà Lightroom, di default Lightroom è parametrizzato con Profoto, non è la scelta ottimale. E adesso vi spiego come fare questa scelta. La scelta ottimale dipende dalla destinazione finale del file. Allora, quando andiamo a sviluppare il file RAW e siamo qui e dobbiamo fare questa scelta, lui ovviamente vi propone di default l'ultimo che avete utilizzato, ma lo dovete andare a scegliere perché tanto il file RAW non contiene lo spazio colore. Posso scegliere qui quale utilizzare. Se questa fotografia deve andare a finire sul web, quindi la pubblico esclusivamente su un sito web, c'è una sola scelta giusta, che è sRGB. Perché? Perché i browser web non sono in grado di interpretare i profili colore. Non li leggono, leggono solo l'sRGB. Quindi se io pubblico una foto in Adobe 98 o peggio ancora in Profoto, non so se vi è capitata questa spiacevole avventura, ma la vedrete con dei colori diversi, solitamente più slavata, meno contrastata, meno satura. Quindi vedrete delle foto con dei colori che non sono quelli che vedete voi al vostro monitor. Quindi se la fotografia deve finire sul web,
sRGB. Se invece la stampate, in stampa ho la possibilità di rappresentare un numero di sfumature di colore maggiore, quindi mi potrò permettere un Adobe 98 oppure un Profoto, ma attenzione, sono pochi gli stampatori che gestiscono il Profoto. Pochi. Quindi se è uno stampatore bravo che fa il fine art, glielo chiedete e gli dici: "Caro stampatore, lo gestisci il Profoto?" Se lui ti dice di sì, gliela mandi in Profoto. Altrimenti se non volete commettere errori, sì? Se dice cosa, lascia Appunto, perdere. allora lascia perdere, gliela mandi in Adobe 98 perché con questo spazio colore, essendo più ampio, vi permette di avere un maggior numero di sfumature di colore, quindi delle transizioni più morbide che in stampa potrete apprezzare. Invece a monitor non le vedete queste sfumature, quindi se una foto deve essere fruita esclusivamente a monitor, la scelta giusta è sRGB. Ma se una fotografia deve essere sia stampata che visualizzata a monitor, la scelta migliore a questo punto è svilupparle in Adobe 98. Perché? Perché se le sviluppiamo in Adobe 98, vi faccio rivedere la slide, Adobe 98 è più vicino a sRGB rispetto a Profoto. Questo significa che la conversione da qui a qui sarà più facile rispetto che a partire da qua giù. Come vedete la distanza è maggiore. Quindi se io la sviluppo in Adobe RGB ho già pronto il file per la stampa. Se la devo pubblicare per il web mi dovrò preoccupare di fare la conversione in sRGB prima del salvataggio. Quindi se io ho sviluppato questo file in Adobe 98 e faccio l'esportazione, vi sarete accorti, sia Camera Raw che Lightroom, la finestra è la stessa, che ve lo richiede lo spazio colore. Vedete che me lo richiede in fase di salvataggio? Quindi in questo caso, se sto facendo il salvataggio per il web, mi dovrò preoccupare qui di mettere sRGB, che come vedete è diverso dallo spazio colore che ho utilizzato per lo sviluppo. Se non faccio questa conversione, la foto che pubblico sul web si vedrà male, con dei colori sbagliati, quindi ricordatevi di fare la conversione. Okay? Se invece deve essere stampata, allora confermo lo spazio colore che ho utilizzato nello sviluppo e questo sarà l'esportazione buona per la stampa. Okay? Ho risposto alla domanda? Mi sa di sì. Okay. Quindi mi sa che possiamo chiuderla qua perché abbiamo sforato la nostra classica oretta. Vabbè, Perché spero sono di argomenti erano aver dato del importanti. contenuto di valore. Sì, Se sì, mi sì, sì, concedi un secondo per fare i miei certo. saluti, torno alla presentazione e vi volevo ringraziare e vi volevo far vedere un prima e dopo che è il mio preferito. E come Sei vedete cresciuta. questa sono io e questa foto me l'ha scattata mio papà che avevo 3 anni, questa me l'ha scattata un caro amico qualche anno fa. Come vedete è cambiato il giocattolo, no, Sì. come io ero sempre stata un po' un maschiaccio, giocavo solo con aeroplanini, robot. È cambiato il giocattolo, ma come vedete la faccetta con quel sorrisetto un po' pestifero da bambina che si diverte mi è rimasto, proprio perché la fotografia per me è la mia vita, è una cosa che mi dà una gioia immensa e quello che voglio augurare a voi è di preservare un po' quest'indole fanciullesca. Vi ricordate quando eravate bambini e avevate fra le mani il vostro gioco preferito? Voi volevate stare le ore a giocare a quella cosa e non ve ne fregava niente che morivate di fame, se faceva caldo, freddo, avreste passato tutto il giorno e tutta la notte a fare quella cosa. Ci avete fatto caso che anche con la fotografia vi capita magari di stare tantissime ore a fare un servizio fotografico, tantissime ore a fare la post-produzione e non sentite il sonno, la fame, la stanchezza? Ecco, se vi capita quella cosa, vuol dire che state facendo veramente la cosa più importante della vostra vita con tutta la gioia e la passione che ci potete mettere. Io veramente vi auguro questo, di ricordarvi, di divertirvi con la fotografia, perché se voi entrate in quella modalità, vi assicuro che anche i vostri clienti se ne accorgeranno e apprezzeranno molto, molto di più le vostre fotografie e magari saranno disposti a pagarvele quanto dite voi senza chiedervi troppi sconti. Vi lascio i miei contatti dove mi potete trovare. Vi ho messo anche il link per scaricare il tutorial che vi ho fatto vedere prima, del metodo calcoli. Ho fatto un PDF così almeno sono spiegati precisamente tutti i passaggi. Ho fatto su un'altra fotografia così avete un altro esempio, quindi lo potete scaricare gratuitamente collegandovi a questo link, così vi iscrivete anche alla mia newsletter
newsletter e potete essere aggiornati sulle mie iniziative didattiche. Per quest'anno non farò ancora corsi in aula, ahimè, ho preso questa triste decisione, ma ancora non mi sento tranquilla con ciò che succede nel mondo e quindi al momento faccio soltanto didattica online e soprattutto faccio esclusivamente mentoring individuali online. Che cosa significa? Che faccio lezioni one to one, quindi siamo io e te, utilizziamo Skype come metodo di condivisione, si lavora sulle tue fotografie, quindi è un approccio didattico assolutamente cucito su misura. È una cosa molto più impegnativa, però a mio parere porta dei risultati in maniera più veloce rispetto che a frequentare un corso in aula, che è un corso collettivo, dove quindi dove non vengono affrontate le tue problematiche specifiche. E questo è tutto, io vi ringrazio e spero davvero che quest'ora insieme possa essere stata utile e piacevole. Ringrazio Andrea per avermi dato questa opportunità. Ci ha dato la conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Grazie. Quindi da oggi abbiamo in famiglia un nuovo elemento molto importante in una parte di una parte molto importante, quindi siamo felici di averti in famiglia. A nome di Appiaciuto, a nome di tutta la community, immagino, perché l'obiettivo è quello di continuare a dare valore, crescere tutti insieme, alzare il livello e avere la possibilità di trasformarci in quello che realmente vogliamo essere, non in quello che diventiamo in maniera naturale, quindi limarci fin quando diventiamo quello che vogliamo. Quindi Giovanna sarà qui non solo oggi, ma la stresseremo durante tutto l'anno, quindi magari la prossima volta chiediamo a qualcuno se vuole qualcosa in particolare o se vogliamo approfondire un argomento. Vi ricordo che è una professionista, quindi qualcuno chiede il tuo link per il PDF, magari lo lasciamo nei commenti. Ah, ok, vabbè, è semplice, basta che andate sul mio sito, trovate, se andate su giovannagriffo.com/newsletter, è semplice, e lì potete scegliere qual è il tutorial che volete scaricare, c'è anche questo del bianco e nero, ce ne sono anche altri, quindi magari se vi piacciono anche gli altri ve li scaricate. Okay. Grazie, siamo in 50, siamo rimasti 50 Grazie. tutto il tempo, siamo pubblicati in 2 gruppi diversi, quindi c'è gente in un gruppo e gente nel gruppo privato, quello ufficiale e quello privato, quindi vi ringrazio tutti perché siete rimasti in 50 per tutto il tempo, quindi significa che Giovanna aveva molta attenzione. Vi ricordo a tutti che formarsi è fondamentale per generare nuove idee, per presentarsi diverso e per risolvere tutto in maniera molto più rapida. Più informazioni abbiamo, più tutto sembrerà più semplice. Quindi abbiamo a disposizione una grandissima professionista. Per chi vuole approfittarne, cercatela, contattatela, perché come avete visto non ve ne pentirete. Grazie, grazie Andrea e grazie a tutti voi. Grazie mille. Ciao. Ciao ciao.